Equità e solidarietà sociale. La nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, secondo il vice sindaco Roberto Grigoletto, centra gli obiettivi che l'amministrazione si era prefissata: assicurare tra le prime posizioni l'assegnazione alle famiglie, in particolare con figli, e alle persone più anziane. Una graduatoria che, differentemente da quanto sbandierava la minoranza, non è una graduatoria che va a favorire immigrati, rom, stranieri, perché nei primi 50 prossimi assegnatari degli alloggi popolari solamente 4 sono di nazionalità non italiana, e quindi devo dire che è smentita assolutamente questa provocazione demagogica che la Lega da sempre ha cavalcato da quando abbiamo approvato il nuovo regolamento. La stima degli uffici comunali è che circa il 30% delle 560 richieste ammesse possa ottenere di fatto un alloggio. Non finisce qui, perché entro gennaio avremo a disposizione circa 22 appartamenti che stiamo rimettendo a posto con la variante di bilancio approvata a luglio scorso di 600.000 euro, e gli altri saranno pronti per giugno. Cassugana sta inoltre lavorando per ottenere ulteriori fondi regionali con cui mettere a posto altri appartamenti ancora. In questi giorni, infine, ai 719 inquilini degli alloggi del comune di Treviso sta arrivando la comunicazione relativa al cambio di gestore amministrativo del patrimonio immobiliare. Ad Ater subentrerà la società vincitrice del bando pubblico.